Si chiama Un giorno a Mogliano Veneto, questa iniziativa pazza che con i commercianti sia di Piazza Pio X e non solo stiamo cercando di fare per raccontare un po' le fatiche, le passioni e le voglie degli operatori commerciali di questi tempi. Siamo al negozio L'Ottica, di pure l'indirizzo perché non fa mai male. L'Ottico in via Marconi 7 a Mogliano Veneto. Benissimo, tu sei Simone? Io sono Simone Palma e insieme condivido questa società con mia moglie. Che si chiama? Donatella. Scusami se era giusto far sentire che certo. non l'abbiamo messa qua solo per bel vedere. No, assolutamente no, è parte integrante della società. Allora, che fai di bello? Ma noi facciamo da 20 anni ormai che operiamo nella piazza e lavoriamo a stretto contatto con un pubblico sempre più esigente e cerchiamo di dare la massima professionalità, sempre, quella prima di tutto, e anche la nostra simpatia che così ci aiuta. Infatti dopo farò una domanda assassina a Donatella. Che ci aiuta nel lavoro quotidiano. Infatti ci sta premiando e stiamo avendo dei buoni risultati da 20 anni a questa parte. È un mix di esteticità e funzionalità il tuo lavoro, vero? Quello senz'altro. Prima di tutto io dico sempre ci vuole professionalità nel mondo dell'ottica. Ormai oggi in questo settore ogni giorno perfino sotto gli angoli aprono spazi, Scusami. scontisti e via. E quindi bisogna dare proprio un servizio molto molto attento e molto accurato a questa gente, a questi clienti che sono sempre di più esigenti, giustamente. Quanta quota parte di artigianalità c'è ancora nel tuo lavoro? Ma l'artigianalità la fa sempre ma io direi un buon 70%. L'adattamento, la personalizzazione? Assolutamente sì, assolutamente sì. Noi tra l'altro facciamo parte di un consorzio molto molto importante. Di pure il nome, non so. Che è la Green Vision, che conta più di 600 associati in tutta Italia. E con il nostro consorzio facciamo delle cose veramente importanti e sotto qualsiasi punto di vista, sia dalla scelta delle montature che da lenti, sotto l'aspetto professionale penso siamo i numeri uno in Italia. Okay. Donatella, quanto conta la simpatia e l'accoglienza oltre che la tua bellezza? Vabbè, lo vedono già i telespettatori, non occorre che tessa io gli elogi, voglio dire, anche perché se no mi molla una coltellata prima o dopo, naturalmente è lui. E quanto conta il saper dialogare? È fondamentale, anche perché le persone devono sentirsi quando entrano nel nostro negozio a loro agio e noi dobbiamo accoglierli con il sorriso sempre, ogni giorno e in ogni momento, e pertanto io ritengo che sia fondamentale la simpatia e il sorriso sempre comunque. Questo è l'aspetto immateriale del vostro lavoro, l'accoglienza, no? la capacità di dialogo, che in fondo è la vecchia arte che i commercianti devono avere. Sì, certo. Questa capacità proprio di interrelarsi. Di dialogare e di saper cogliere ogni attimo, ogni momento per poter soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Ecco, poi l'ultima cosa, so che siete entrambi molto attenti alle iniziative che si svolgono nella comunità locale, voi operate, vivete e lavorate qua e quindi siete molto attenti. Questa disponibilità anche in appoggio e sostegno di iniziative culturali o sociali, mi pare di ricordare. Certo sì. E noi speriamo sempre che il comune comunque dia sempre una mano a noi commercianti in centro di questo paese con iniziative mirate dalla A alla Z, nel senso che se c'è qualche iniziativa, qualcosa deve essere pubblicizzata, deve essere fatto sentire il calore di Mogliano perché è un po' latitante. Ricordatevi che Mogliano come presenza turistica è il secondo comune della provincia di Treviso, bisogna lavorare per farli restare a Mogliano, non solo scappare a Venezia. Grazie, al prossimo appuntamento. Grazie. I vagabondi del gusto sono arrivati nella seconda piazza di Mogliano. Dopo piazza Pio X siamo arrivati in piazza Don Antonio Sala, dove siamo qua? A Zerman, che è una frazione forse una delle più storiche del comune. Ecco, quindi è la piazza praticamente il cuore pulsante del paese. Nicoletta, il bar Le Tentazioni insieme a tuo marito Maurizio. Raccontaci un po' come siete arrivati qua. Noi siamo arrivati qui da un paese qui vicino, da Marcon, e comunque noi avevamo già un'attività, un ristorante e una pizzeria, un bar, e comunque ci siamo avventurati qui in questo paese perché comunque è piccolo, è carino
È Grazioso, è proprio un paesino proprio di provincia, si può dire, molto coccolo. Molta misura d'uomo, diciamo così, no? Ecco, e qua avete creato queste tentazioni, che sono varie tentazioni. Col bar cosa fate? Allora, noi prima di tutto non volevamo dare servizio solo di bar. Volevamo dare comunque un servizio anche di latte, formaggi, delle piccole cose che che serve quotidianamente, tutti i giorni, dal pane all'affettato, a piccole cose che possono usufruire tutti, insomma. E perché con il bar giustamente non è che si può andare avanti in grande misura, ecco, e allora abbiamo deciso di ampliare e mettere qualcosa di più, anche ricariche telefoniche, cioè tutto quello che si può dare un servizio in più, insomma, sempre in più al paese, piccolo paese. Quindi esistono le tentazioni del pane artigianale, perché è pane rigorosamente artigianale. Sì, è un panificio dei paesi qui vicino. Chilometri zero. Certo, sì, assolutamente, tutto di qui vicino, perché anche il latte è di Casale sul Sile, abbiamo praticamente tutto quello che riguarda è proprio chilometri zero, sì. Ecco, poi avete anche tutta la parte salumi, non a caso è arrivato un buonissimo panino con un panino proprio con la mortadella. Diciamo. Il classico panino con la mortadella a metà mattinata va sempre bene, sì. E i vini dell'azienda Sandre della zona del Piave, di Salgareda. Certo, noi... Campo di Pietra, per esempio. Campo di Pietra, certo, poi Salgareda, tutte le aziende agricole che ci sono qui sopra, vicino a Treviso, insomma, in modo da poter usufruire anche di loro, che effettivamente fra prosecchi, vini bianchi, vini rossi, tutto, un po' di tutto. Sì. E poi avete anche dei tocchi incredibili, tipo la pasta di Gragnano di Martino, per esempio, ho visto. Sì, effettivamente abbiamo anche della pasta per dare una qualità in più, ecco, tutto qua. Una pasta che non trovi nei supermercati. No, proprio, effettivamente no, una pasta che si trova molto particolare, tutta trafilata a bronzo, è una pasta molto che non si può trovare in giro, ecco. Cosa sperate te, Maurizio, dall'attività? Qualcosa c'è dietro l'angolo? Cosa c'è dietro l'angolo? Allora, noi pensiamo di continuare perché effettivamente noi ci siamo. Sì, noi abbiamo proprio intenzione di rimanere qui, non è che vogliamo cambiare o andare da altre parti o essere un po' più grandi, ci va bene questo piccolo contesto e anche comunque ci va bene lavorare con il paese, perché per noi il paese è importante. Con la gente del paese, poche persone di passaggio, perché effettivamente qui siamo un po' fuori dalla strada principale, in effetti è un piccolo proprio paese di provincia. Sì. Da Zerman al prossimo appuntamento, che sarà una degustazione dei cicchetti delle tentazioni con i vini Sandre. Verremo qua con i giornalisti e faremo proprio un momento di raccoglimento, di meditazione. Grazie, alla prossima. Grazie Nicolino. Grazie mille, grazie a voi, vi aspettiamo. Salve. La seconda piazza dell'informazione a Mogliano Veneto. Dopo aver fatto piazza San Pio X, veniamo in un'altra piazza periferica ma storica. Mi piace dire così, no? Perché in piazza Don Antonio Sala, che è stato parroco qua a Zerman, c'è anche la bellissima chiesa di cui dopo vi parleremo. Siamo con Adriana, titolare della pescheria e gastronomia Il Mare in Tavola. Adriana, prima di tutto un po' di storia dell'attività. La nostra attività ha inizio una decina di anni fa, non in questa piazza, ma noi eravamo in un'altra situazione verso Treviso. Poi abbiamo chiuso quella situazione perché era troppo grande e troppo onerosa. Troppo impegnativa, insomma. È troppo onerosa, troppo impegnativa per noi e adesso abbiamo aperto questa ormai da 3 anni abbondanti. La piazza non è male, diciamo. No, sinceramente no. Ecco, sì, esatto. Diciamo che qui sì, noi la gestiamo io e mio figlio e quindi andiamo bene adesso. Delle belle soddisfazioni. Allora, anzitutto, la pescheria e la gastronomia. Sì. Allora, la pescheria viene gestita da mio figlio, è pesce fresco, lui ha anche i suoi clienti esterni che va a portarsi via la roba e poi viene praticamente la pescheria come espositiva dal giovedì, venerdì e sabato. Gli altri giorni c'è soltanto la gastronomia in esposizione che la gestisco io e che faccio io da mangiare e tutto.
Quindi sei tu la cuciniera di bordo, come si suol dire. Esatto, sì. Che tipo di cucina? Scusa che te lo chiedo, ma è ovvio. Una cucina a base di pesce ovviamente, per cui sì, principalmente l'ingrediente è il pesce, poi io faccio delle elaborazioni mie perché a me piace moltissimo la cucina e quindi creo i piatti, faccio parecchie cose, tutto con diciamo la base del pesce. Ti sei conquistati i clienti perché qua non sei su una strada principale, quindi qua veramente tramite passaparola e la bontà della cucina sei riuscita a conquistarti la clientela. Credo e chiedo. Sì, diciamo che è già una clientela che io avevo da prima e che ero conosciuta da prima. Poi una certa clientela l'ho creata anche qua in zona, quindi da Mogliano, da Preganziol, da Casale, da Marcon, c'è tanta gente che viene perché ha cominciato a sentire e tanta gente anche che viene da Mestre, da fuori, proprio da fuori. Forse perché coniughi semplicità e bontà. Ma probabilmente è anche un fattore anche di impatto personale, forse perché La simpatia conta molto, sì, la capacità di parlare. certamente io forse ho un modo mio di dialogare, di propormi con le persone che forse sì, ha un buon risultato. impatto, Sì, esatto, un buon risultato. Sì. Poi la classica domanda, cosa c'è dietro l'angolo e cosa speri? Io spero che il lavoro incrementi ancora di più ovviamente perché sì, oggi come oggi sì, non è così semplice fare una gestione, per cui sì, io mi auguro che il lavoro sia sempre migliore, ecco, perché a me piace questo tipo di attività, lo faccio con passione e quindi spero che la mia passione sia anche un po' gratificata, ecco. Quindi il mare in tavola, pescheria e gastronomia, sapori e delizie del mare. Ripeti la piazza. Piazza Don Antonio Sala a Zerman di Mogliano Veneto. Grazie anche per i consigli che ci hai dato nell'organizzazione della trasmissione. Prego. Al prossimo appuntamento. Va bene, grazie a voi.